È più di un'ipotesi e viene confermata anche da fonti venete del Carroccio. Matteo Salvini starebbe pensando seriamente di candidare i presidenti di regione leghisti alle politiche 2022. Quella che sembrava una boutade a inizio campagna sta prendendo forma e consistenza. I governatori non sono ineleggibili come i sindaci delle grandi città, ma eventualmente incompatibili. Una volta eletti, cioè, dovrebbero scegliere tra le due cariche. Zaia, Federica, Fontana sono gli assi che il leader della Lega vorrebbe calare per limitare le perdite nelle regioni settentrionali, magari a favore di Fratelli d'Italia. Per loro, riporta il quotidiano nazionale La Stampa, ci sarebbe la posizione di capolista nei listini proporzionali. Certo, c'è da capire cosa diranno i diretti interessati. Lo stesso Luca Zaia ha escluso questa possibilità più volte, anche recentemente, ma le vie per Roma sono infinite, ancora di più quelle della politica romana e delle segreterie. Roberto Marcato, simbolo della Lega in Veneto, non nasconde il suo mal di pancia. L'impressione che si ha è che in realtà i giochi siano un po' fatti e, come dire, siccome non sono entrato ieri in politica, ne comprendo anche la logica, perché di fatto poi un po' dappertutto succede questo. È che noi siamo in un momento particolare e dal mio punto di vista sarebbe opportuno presentare delle candidature che abbiano la capacità di intercettare consenso nel territorio, perché altrimenti si rischia di non avere il risultato che in realtà meritiamo. Grandi manovre sono in corso su tutti i fronti. Oggi l'ufficializzazione dell'accordo tra Renzi e Calenda, nasce il terzo polo e sui social è già stato diffuso il simbolo. Abbiamo avuto 2 giorni di interlocuzioni insieme a Italia Viva e Matteo Renzi, adesso è notizia che l'accordo sia definito e in questo scenario politico noi ci vogliamo inserire proprio in questo contesto che stiamo dicendo, cioè nel senso noi rappresenteremo quell'area pragmatica, coerente, chiamiamolo terzo polo, chiamiamolo centro, chiamiamolo come vogliamo. Io so per certo che tra una settimana, se faccio un collegamento qua, le saprò dire che ho un programma di 250 pagine che risponde ai problemi e ai bisogni dei cittadini.